Buongiorno e grazie per essere qui. Vorrei iniziare raccontando l'inizio della storia del centro di medicina, la sua storia. Lei nasce come sportivo nel mondo del calcio e poi si è convertito imprenditore. Cosa gli ha dato l'esperienza precedente in più come valore aggiunto per poi creare questa realtà? Ma logico che quando sono entrato in questa, questa nuova attività non è che stavo lì a pensare un cambio di attività, cosa poteva essere una o l'altra. Sono quelle cose che succedono nella vita e sono dei momenti che uno decide di fare qualcosa di diverso, a volte anche per caso, come è successo in questo caso. È logico che io penso che tutte le esperienze che uno fa poi le possa trasportare in un altro ambiente e sicuramente trova delle similitudini o delle cose che possono essere interessanti. Nel mio mondo il calcio da cui provengo mi ha dato moltissimo due cose. Primo, il saper gestire i professionisti, no? Nel senso che il calcio sono dei professionisti, i medici che gestisci sono dei professionisti, con delle situazioni diverse, però mi ha aiutato tantissimo. E gestire anche gli uomini, perché non solo i professionisti, per esempio noi oggi abbiamo 900 dipendenti, ma sono tutti dipendenti che hanno delle qualità importanti all'interno della nostra organizzazione e quindi questo per me è facile perché naturalmente provengo da un mondo dove la squadra, dove valgono sia i migliori ma anche quelli che magari hanno altre meno qualità ma sono importanti lo stesso per la squadra, quindi naturalmente è un mondo che bisogna sempre mettere insieme, oggi sempre di più il mondo del lavoro è selettivo e quindi bisogna guidarlo con delle regole chiare, però naturalmente bisogna saperle gestire, insomma. Oggi il centro di medicina è una realtà molto conosciuta, affidabile e quindi come ci siete arrivati? Ma guardi, anche qui uno diventa importante, diventa naturalmente noto perché naturalmente è da anni che fa anche questo lavoro. Il nostro è un lavoro duro, ma ogni giorno bisogna essere costanti per crescere. E io penso che noi abbiamo fatto un buon lavoro in questi anni perché oltre che l'affidabilità è data dai servizi che diamo e soprattutto quando la gente viene presso le nostre strutture si trova bene e quindi ritorna. È un lavoro che dura da anni e l'affidabilità è data anche da queste strutture che in questi anni abbiamo costruito, sono strutture belle, importanti, dove all'interno lei trova un'accoglienza, sotto l'aspetto dell'estetica, perché io sono un patito per l'estetica, quindi mi piace la bellezza delle strutture, in maniera tale che quando uno entra deve star bene già, perché già viene con i suoi problemi. E quindi se noi facciamo delle strutture in cui quando il paziente entra, le strutture devono già comunicare appena entra, e quindi il voler sempre fare strutture belle è stato un vantaggio che abbiamo visto in questi anni e poi naturalmente è fondamentale è sempre l'organizzazione e gli uomini che naturalmente sanno trasportare questa energia, questa organizzazione che si vede quando si entra e soprattutto poi la parte tecnologica, perché nelle nostre strutture abbiamo sempre investito molto sulla tecnologia in maniera tale che il paziente si accorga che quando entra in un posto sicuro dove naturalmente può avere risposta ai suoi problemi. Mi viene da dire che la forza del centro di medicina è proprio l'aggregazione, è questa la vostra scommessa vinta, è su questo che voi puntate? Ma come abbiamo detto le cose all'inizio è stato un po' per caso, poi invece abbiamo visto che era la strada giusta e su questo abbiamo naturalmente costruito il nostro know-how che oggi penso che sia un modo di lavoro interessante e dove vedo che tanti naturalmente si confrontano con noi e cercano di capire come noi ci muoviamo sul territorio. E come ripeto, è un lavoro che è stato lungo, ma ha dato i suoi frutti e oggi riusciamo ad avere anche queste valutazioni da parte dei pazienti, ma anche dei nostri competitor, perché naturalmente è da anni che lavoriamo sul territorio in maniera seria e trasparente. Sappiamo che la sanità pubblica ha un problema di medici molto grave, di carenza di medici. Voi privati come potete supplire a questa mancanza? E molti vi accusano, tra virgolette, di esserne anche la causa rubando, per così dire, i medici al pubblico. Credi che sia vero?
Ma diciamo che oggi siamo in un momento storico particolare della sanità perché veniamo da 2 o 3 anni in cui c'è stato il Covid e sapete benissimo qual è stato il problema che hanno avuto i medici in questi momenti qui. Quindi ci sono alcuni elementi che si sono, diciamo così, concretizzati che hanno creato questo tipo di momento. È vero, il privato sta diventando attrattivo per quelli che lavorano nel pubblico per vari fattori. Uno, per esempio, è l'aspetto, diciamo così, che hanno vissuto 2 anni di stress importante e quindi naturalmente non ce la fanno più a tenere questi ritmi e quindi alcuni abbandonano per andare nel privato dove naturalmente c'è un ritmo diverso. Altri lo fanno per un aspetto economico, perché naturalmente ormai il mercato privato è diventato maturo e quindi naturalmente guadagnano 2, 3, 4 volte più di quello che lo guadagnano lavorando nella struttura sanitaria. Oggi la struttura sanitaria, a me dispiace perché naturalmente poi io sono un cittadino e quando abbiamo bisogno di cose importanti, nel Veneto soprattutto abbiamo bisogno di sanità pubblica, sta arretrando perché naturalmente non per non essere capaci assolutamente, ma perché le risorse che arrivano, diciamo così, da Roma, dallo Stato, sono sempre minori rispetto a quelle che dovrebbero essere le esigenze per riuscire a far sì che questa struttura, perché è una struttura molto complessa la sanità pubblica, non riesce, diciamo così, non è più a sopperire, diciamo così, con queste risorse. Quindi il pubblico ha meno risorse, lei può pensare che il nostro PIL in Italia da un 7,2, nel 2019 avevamo 7,2 del PIL, era dedicato alla sanità, nel 2025 questo PIL scenderà a 6,2, quindi lei capisce cosa, arrivando meno risorse, il pubblico fa fatica naturalmente a tenere il passo e quindi questo qua determina tutti questi cose messe insieme determina che c'è un afflusso di personale, non solo medico, anche infermieristico, perché anche gli infermieri sono problemi oggi a trovare infermieri e altre figure professionali tipo ortotisti, di qualsiasi tipo che naturalmente stanno abbandonando piano piano il pubblico per andare nel privato. Ma nel contempo non è vero che il privato non ha problemi di personale, anche noi stessi facciamo fatica a trovare personale, perché? Perché aumentando la richiesta lei faccia sto calcolo qua, aumentando la richiesta di prestazioni e le persone che fanno queste prestazioni qua sono sempre le stesse, che siano nel privato che siano nel convenzionato, le prestazioni non ci sono, quindi cosa succederà? Che io lo dico da 2 o 3 anni perché naturalmente sono uno che sul privato, diciamo, sono anni che lavoro. Vedrete che andando avanti, se andrete anche a pagamento, non avrete la prestazione domani mattina o la settimana prossima, perché naturalmente ci sono alcune prestazioni che si stanno allungando in maniera importante. Dobbiamo fare un passaggio, diciamo così, dobbiamo valutare perché mancano diciamo, professionisti nel campo sanitario, quindi se non riapriamo le scuole di specializzazione, se non diamo la possibilità a delle persone di crescere all'interno di queste situazioni, noi fra qualche anno ci troveremo che non avremo più le prestazioni a sufficienza per noi. Al netto di queste criticità, però, il futuro come lo vede? Avete in serbo altri progetti? Sì, guardi, noi abbiamo da alcuni anni abbiamo una strategia ben precisa che è quella di crescere a livello di network, perché naturalmente per stare sul mercato bisogna diventare grandi. Penso che in Italia dai 5 ai 10 anni resteranno 5 o 6 gruppi e non di più, forse diciamo 10, forse è meglio che così allarghiamo un po', quindi rimarranno 10 gruppi che naturalmente si divideranno tutta quella che è la sanità diciamo italiana. E tutti siamo costretti a crescere perché se non facciamo massa critica non riusciamo a dare diciamo così, avere la forza per poter acquistare diciamo, strutture all'avanguardia, diciamo così, della tecnologia all'avanguardia, perché la tecnologia sta entrando sempre di più in maniera preponderante nella sanità, ma la tecnologia costa e per far sì di riuscire a dare questa tecnologia bisogna crescere e crescere vuol dire potenziare, fare massa critica, bisogna naturalmente avere più strutture sul territorio per poter fare questo. Quindi naturalmente la nostra strategia è quella di crescere diciamo, più velocemente possibile. Naturalmente noi non abbiamo, diciamo dietro di noi non abbiamo fondi, ma siamo solo imprenditori che fanno questo lavoro con la passione e con l'energia che serve.
serve e il nostro scopo è quello di arrivare ad avere, diciamo così, a creare una struttura che possa, diciamo così, essere competitiva a livello italiano. Un'ultima domanda all'uomo imprenditore: quanto è difficile fare impresa oggi? E da imprenditore cosa chiederebbe, cosa chiede alle istituzioni, al governo per poter continuare a crescere? Ma guardi, noi essendo privati siamo stati, forse siamo il gruppo più privato di tutti, perché naturalmente siamo nati privati e poi abbiamo acquisito qualche struttura convenzionata. Gli altri nostri competitor sono nati tutti convenzionati, adesso stanno guardando al privato, quindi noi naturalmente siamo nel DNA, cioè abbiamo nel nostro DNA il privato. Noi non è che chiediamo niente, cioè noi ci interessa solo che ci lasciano lavorare, naturalmente perché pensiamo che con le nostre forze possiamo, diciamo, ricorrere e arrivare ai nostri, diciamo, obiettivi. Ecco, quello che diciamo solo questo: lasciateci lavorare, senza che naturalmente abbiamo, diciamo così, legati da burocrazia e tutta una serie di problematiche che ci creano più problemi che altro.